presentano una rassegna che è anche un modo per tornare indietro con la memoria, a recuperare la musica di quel tempo, la musica che è nata alla fine degli anni 60, all'inizio degli 70 e che ha cambiato un po' la nostra percezione del fare canzoni, del fare musica. Saranno 4 serate molto diverse tra di loro, in cui si potranno ascoltare gruppi storici, gruppi giovani, musicisti che riproporranno canzoni loro o musica di loro produzione, alternate ad altri musicisti che proporranno invece brani storici della storia del rock cosiddetto prog. Cos'è il prog rock? Si chiama la progressive. È una storia che arriva più o meno a metà degli anni 60, dopo i Beatles, dopo l'era del beat. Tutti quanti più o meno sanno le avventure del Michael Club o della Swing in London, dei gruppi di Liverpool, ma quando la nuova avventura della musica nata dopo il rock and roll che consentiva ai giovani di avere un modo immediato di fare una musica propria completamente nuova, con strumenti nuovi, andando a recuperare praticamente qualunque cosa nella tradizione musicale del mondo, cominciò a esserci un periodo più evoluto, quando la tecnologia era cresciuta, quando i Beatles smisero di fare concerti e cominciarono a studiare in studio quello che si poteva fare con i registratori, con le sovrapposizioni, con i rumori, con i suoni orchestrali risicati in maniera diversa. E alcuni musicisti più evoluti come cultura, come che avevano studiato musica davvero, non improvvisato sui 3 accordi blues e sulle variazioni del rock and roll, cominciarono a pensare che si poteva anche fare qualcosa di più di quello che era stato fino allora e cominciare a creare un nuovo modo anche più colto, più avanzato, più evoluto di comporre musica pop. Cominciarono qualcuno a rubare delle armonie di Bach, delle parti di Bach, del barocco, cominciarono a cercare delle soluzioni più affini al jazz o al gospel o a forme musicali più complesse. Tra questi, tra i primi, sicuramente voi ricorderete un gruppo che si chiamava i Procol Harum, che da Bach ripresero quel grande pezzo chiamato Where Shall I Pay. Ma più avanti ancora, chi è abbastanza, chi ha perso un po' di capelli come me magari ricorderà Venezia, un gruppo spaventosamente forte che alla fine degli anni 60 arrivò proprio a Venezia a vincere il Conservatorio, si chiamava Vanilla Fudge. I Vanilla Fudge con organo, chitarra, basso e batteria trasformarono Beethoven in maniera spaventosa, ricreando una via psichedelica della musica classica che poi fu ripresa anche da altre formazioni molto, molto note dopo. A studiare tutta la loro musica e cercare una strada simile furono per esempio i Deep Purple. E poi ancora avanti così, i Colosseum, le Valentine Suites, i Jethro Tull che ripresero il jazz, il folk scozzese e Bach lo stesso, e così altri gruppi che portarono alla grande musica degli anni 70, la musica che sono degli Zeppelin, la musica degli Pink Floyd. Il progressive rock nacque anche con i Genesis, nacque con altre formazioni che realmente portarono una ventata di creatività straordinaria nella musica popolare, nella musica giovanile a cavallo fra la fine degli anni 60 e l'intero periodo degli anni 70. Oggi si ricordano gli anni 70 per altre cose, si ricordano magari per la discoteca, per la disco music, si ricordano per il ritorno di certa musica nera. Con gli anni 60 si ricordano più per i gruppi beat e per tutto quanto quello che magari certa iconografia italiana ricorda. Ma ci sono anche altre musiche, la musica è molto forte, molto importante, molto diversa. E alcuni esempi ne avremo anche qui stasera dove ci sarà una cosa curiosa, perché aprirà un gruppo molto giovane, i Vision, che vi daranno la loro visione di questo tipo di musica e lo faranno con dei brani loro. E poi ci sarà subito dopo quasi un cambio generazionale, perché uno dei Vision è figlio di uno del gruppo dopo e sarà con una band storica nata negli anni 70, anzi nel 1970 loro incisero il primo disco e forse fu la prima prog band italiana e veniva proprio qui da Mestre ed erano il Mucchio che era una band prodotta
veneziano, Pino Donaggio, un altro che con l'orchestra sapeva bene che cosa farci. Oggi ricordate che proprio qui a due passi da qui c'era il Piper del nord-est, il big club dove musicisti di tutta l'Italia venivano a suonare e che faceva da punto di riferimento per un'intera generazione musicale che arrivava qui veniva a suonare Giulio L'Episcopo quando scappava in Vicenza da Udine dove faceva il militare. Qui cominciarono a suonare, venivano a suonare i Rocks, venivano a suonare le Orme, venivano a suonare appunto il Mucchio e tanti altri. E questa era una città, Mestre, ma anche Venezia, ma tutta una città fertissima per la musica in quel periodo. Aldo Tagliapietra, la voce dell'Orme storica, ricordava che a Venezia negli anni 60 soltanto a Venezia centro storico giravano circa 400 gruppi musicali, una cifra spaventosa. Ma era soltanto una goccia in questo grande mare dove ogni città aveva centinaia di gruppi che suonavano e cercavano una propria strada e cercavano di fare musica appunto in maniera nuova. Centinaia di gruppi che avevano nella musica il loro modo di esprimersi e di esprimere i sentimenti e la cultura di una generazione. Questi sono 4 eventi che verranno proposti in questa rassegna. Allora, avremo oggi appunto, si comincia con questa serata dedicata al prog rock aperta dai Vision, con Simone Fagotto a tastiere e voce, Massimiliano Viollasso, Paolo Cazzino alle batterie. E poi arriverà il Mucchio, con Roberto Fagotto chitarra e voce, Luciano Zarando basso e voce, Willy Lorenzon voce, Mario Brunello chitarra, Matteo Regazzo batterie, e alle tastiere e voce un mio vecchio amico che è Ciccio Viola, Alessandro Viola, che chi ha un po' bazzicato la musica del Veneto degli ultimi 50 anni potrà ricordare come uno dei tastieristi di un altro musicista nato qui, che ha cambiato molto nella storia della musica e che era qui il nostro amico, purtroppo scomparso, Guido Toffoletti, uno dei maestri, uno dei pionieri del blues italiano, che se n'è andato una decina di anni fa. Poi che se ne sa. Poi il secondo appuntamento sarà sabato 29 gennaio, sarà la volta del gruppo Acetilene. Vengono da Treviso, e loro suonavano nel 73-77 e hanno appunto un repertorio che avvolge tutto quel settore di musica di cui parlavo prima. Faranno cover, c'è cover a modo loro, ripresenteranno brani di Rolling Stones, di Purple, Grand Funk Railroad, Bob Dylan. E quindi sarà un modo per immergersi un po' in una musica che diventa sempre più difficile vedere mai in radio e difficilmente ormai anche dal vivo. Sabato 12 febbraio ci saranno i Madam che avranno con sé il coro del maestro Stefano Tresvisi ad Oriente e faranno un altro bel repertorio più complesso con coro e gruppo rock affrontando la musica di Eric Clapton ma soprattutto dei King Crimson e dei Pink Floyd, un altro modo per così affrontare qualcosa di particolare. In chiusura, sabato 26 febbraio ci saranno gli Alter Ego, che è un trio rock blues molto interessante, con Roberto Grattoni, Andrea Girardi e Davide Zampieri, e visto che si comincia con i Vision, è bene chiudere il cerchio chiudendo con i Vision, che torneranno a fare un'altra parte del loro repertorio e chiuderanno tutta la serata del sabato 26. Detto questo, parola alla musica e buon divertimento.